in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali come ogni mercoledì all'appuntamento con lo Sportello Pensionati. Vediamo subito i nostri ospiti con noi oggi in studio, Flavia Blasic che è della segreteria dell'FNP territoriale udinese della Bassa Friulana e Angelo Zanello dell'FNP di Codroipo. Ricordiamo che Angelo è anche agente sociale. Buon pomeriggio, grazie per essere qui a parlare di tanti argomenti, tante questioni, però prima io introdurrei la trasmissione affrontando un argomento del quale si parla soprattutto in questi ultimi tempi, la riforma sanitaria. Sappiamo che c'è stato un tavolo con i sindacati, che la CGIL magari ha altre posizioni, no, rispetto alla CISL e punta soprattutto sulla sanità pubblica, mentre invece la CISL pare un pochino più propensa nei confronti della sanità privata convenzionata, anche traendo alcune debite conclusioni, guardando le spese che ci sono quando tanti cittadini della nostra regione vanno a cercare le strutture private convenzionate appunto al di fuori dei confini del Friuli Venezia Giulia. Dico bene? Sì. Ecco. C'è stato un incontro il 28 giugno con l'assessore Riccardi, durante il quale è stato presentato per verità a tutti e tre i sindacati, CGIL, CISL e UIL riuniti, una proposta riguardo al piano per diciamo così, per ridurre quelle che sono le liste di attesa per le prestazioni mediche, ma soprattutto per evitare o diciamo diminuire l'afflusso di utenti presso altre regioni, perché sappiamo benissimo che qui le liste d'attesa sono lunghissime, per cui tantissimi friulani si rivolgono a strutture nel Veneto. Il rimborso della regione riguardo diciamo così, alle prestazioni in altre regioni si aggira dai 90 ai 95 milioni annui e diciamo che 57 milioni sono verso il Veneto. Adesso per far fronte diciamo, a questa situazione si è proposto di aumentare il finanziamento a quelle che sono le nostre strutture private in convenzione, che sono già quindi in convenzione e operano diciamo, per conto del sistema sanitario regionale e anche naturalmente alle strutture pubbliche. Durante quella conferenza diciamo che tutti e tre i sindacati erano soddisfatti ed erano d'accordo con l'assessore anche per un senso proprio di responsabilità e una volontà appunto in questa situazione, specialmente post-Covid, di venire diciamo, a una concertazione che fosse unitaria. E diciamo che anche la CGIL si era dichiarata soddisfatta, tant'è vero che Pezzetta, il segretario regionale, aveva lasciato un'intervista dichiarando che era soddisfatto. Poi alcuni giorni dopo c'è stata questa fuga in avanti con un articolo sul giornale dove c'era la dissociazione, c'è stata questa spaccatura diciamo sindacale, però giustamente va detto che sia la CISL che la UIL sono rimasti fermi sulle loro posizioni che erano state adottate in quella riunione, soprattutto appunto per un senso di responsabilità. Va detto che comunque ci sono le strutture private e per fortuna che c'erano le strutture private durante la pandemia, perché sappiamo benissimo che tanti ospedali e tante strutture sono state chiuse e quindi sono state bloccate le visite di prevenzione, sono state bloccate anche tutti gli interventi chirurgici, ma anche radiografie, mammografie, quindi e se non ci fossero state le strutture private avremmo avuto dei danni di salute molto più pesanti, perché comunque anche se la sanità regionale, come ha detto Riccardi, ha tenuto, però va detto comunque che i risultati negativi dobbiamo ancora vederli, perché sicuramente avremo un aumento di tumori o di altre malattie croniche. Sì, perché è mancato tutto questo aspetto è mancato tutto l'aspetto della prevenzione. Quindi a fronte di liste di attesa che durano un anno e mezzo, è chiaro che l'utenza si rivolge fuori regione.
Ecco, per cui è chiaro che la CGIL ovviamente punta sulla sanità pubblica, ma anche noi puntiamo sulla sanità pubblica, perché una sanità pubblica efficiente giustamente è prioritaria rispetto al privato, ma va tuttavia detto che dove non arriva al pubblico c'è necessità di ricorrere al privato. E tra l'altro esistono già le convenzioni, perché noi qui per esempio abbiamo Città di Udine, abbiamo l'Università Castrense di San Giorgio, abbiamo la Cora, alcune strutture. quindi comunque anche se non ci fosse l'aumento del finanziamento, comunque la gente continuerebbe a ricorrere a quella che è la sanità privata per tutta una serie di ragioni, vuoi per la fretta di avere una diagnosi, vuoi perché se una persona sta male, ha qualche patologia cronica o degenerativa, non può aspettare un anno e mezzo prima di avere la prestazione, no? E quindi diciamo questo è stato. Poi durante quella riunione effettivamente... E poi c'è anche questo mito, no? L'erba del vicino è sempre più verde. Ma no? io penso che e sarebbero contenti. contenti... Usciamo dai confini regionali, non dico, ci sono delle strutture che sono specializzate in alcune cose e viceversa anche in Friuli Venezia Giulia ci sono strutture specializzate. Io penso che a loro se volta trovassero in altre disponibilità patologie. Sì. presso i privati qui non ricorrerebbero ad andare fuori regione, non penso, perché cioè, sì, se poi sarà qualche caso magari perché qualcuno vuole avere quella specifica prestazione da quello specifico ospedale o da quello specifico medico, però io penso che se qui avessimo più disponibilità di strutture convenzionate, la gente rimarrebbe. Ecco. Poi in quella riunione, tra l'altro, c'è stata la disponibilità, l'apertura anche dei tavoli con i pensionati, dei tavoli sulle case di riposo, perché anche quella è una questione che purtroppo va risolta adesso in prima battuta con una riqualificazione, ma più avanti sappiamo benissimo che fa parte anche diciamo la ristrutturazione dell'RSA e delle case di riposo fa parte di quello che è il piano nazionale anche, no? Perché si vuole puntare anche lì ad una riforma sanitaria che mira più all'assistenza domiciliare con tutto quello che comporta, ma sappiamo anche che il finanziamento del recovery plan naturalmente dovrà essere speso entro il 2026, quindi adesso siamo nel 2021, quindi di qua al 2026 comunque c'è bisogno di mettere mano alle situazioni delle case di riposo, perché sappiamo che purtroppo nonostante anche il decreto del ministro Speranza ancora i parenti non riescono a vedere i propri familiari, perché anche se alcune case di riposo sono attrezzate con le stanze degli abbracci eccetera, ma sappiamo che non dappertutto funzionano. E per esempio io ho un mio carissimo amico che mi raccontava l'altro giorno che vede sua mamma attraverso una porta a vetri con un oblò, tipo quelli che sono in posta, eccetera, e ci parla in questo modo, nonostante abbia il certificato della doppia vaccinazione, tuttavia purtroppo le case di riposo, anche perché... Infatti lo stesso ordine dei medici, proprio ne parleremo anche nel corso del telegiornale, lo stesso ordine dei medici di Udine punta proprio verso questa direzione, ossia chi ha il Green Pass dovrebbe poter accedere, dovrebbe poter assistere gli anziani. Sì, cosa che invece adesso non è previsto nel decreto, perché è previsto che essendo per esempio dove sono gli anziani vaccinati e anche i familiari sono vaccinati, dovrebbero poter entrare e vedere i propri parenti, insomma. No? Flavia, chiedo scusa, abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? La signora Paganelli. Buonasera. Siccome mi sono separata e divorziata un mese prima che uscisse la nuova legge sul divorzio, e ho diritto alle reversibilità visto che mio marito l'altro mese si è risposato. Non ho capito, si è risposato? Si è risposato suo marito? Si è risposato l'altro mese, sì. No, allora non ha diritto. Cioè avrebbe diritto alla reversibilità se suo marito non fosse sposato e se lei avesse... Ma si è sposato dopo, ma scusi, io ho 47 anni, ho vissuto con lui si è appena sposato. Sì, ma suo marito ha la pensione, non ho capito, ha la pensione, suo marito è pensionato? Sì, io ho diritto dei miei anni della reversibilità. Ma è vivo suo marito? Sì, ma quando la signora ragiona
Pensa, dice, un domani dovesse succedere avrò diritto. No, in realtà se suo marito si è risposato, la reversibilità andrà alla moglie. Ma il mio avvocato mi aveva, a parte che non mi aveva neanche avvertito che lui voleva anche il divorzio, mi ha detto che io ho diritto dei miei anni. Sì, non so se per la pensione di reversibilità, però è in base agli anni, forse sì, lei ha diritto per 47 gli anni, io, loro ma aveva l'assegno di mantenimento? Lei aveva no, perché ci siamo messi d'accordo, no? Perché se no lui era per colpa. Perché? E il mio avvocato non mi ha detto che lui voleva il divorzio anche, no? Io per non andare avanti, perché quei pochi anni che mi restano di vivere, ho detto voglio passarli in pace. Ma mi aveva assicurato che io avevo il diritto della reversibilità. A me risulta che la reversibilità sia diritto solo se si ha l'assegno di mantenimento. Sì, ma mi ha dato la sua metà della casa come assegno di mantenimento lui. E lì allora spiegato anche dall'avvocato. Allora bisogna vedere che cosa c'è scritto a questo punto sulla sentenza di divorzio. Ecco, ecco, questo mi interessava, perché allora andrò a informarmi. Perché bisogna che lei guardi quello. Sì, perché l'assegno di mantenimento, se lei mi dice che le ha lasciato la casa... Sì, la sua metà, perché eravamo in comunione dei beni noi. Sì. Beh, allora bisognerebbe vedere che cosa c'è scritto sulla sentenza di divorzio. Quindi... Sì, che lui mi dava che non voleva darmi l'assegno di mantenimento in vita perché io già ho la mia pensione, no? E allora l'avvocato mi ha detto, con questa clausola che ho messo io, figura che io gli ho dato, che lui gli dà l'assegno di mantenimento, di conseguenza ha diritto dei suoi anni. Allora bisognerebbe vedere cosa c'è scritto su quella clausola. Bisogna vedere perché un giorno parlavate già di questa cosa e ha telefonato una signora e gli avete detto di sì, che ha diritto dei suoi anni. Allora sì, potrebbe essere per gli anni in cui lei è stata sposata finché lui non si è risposato, e quindi potrebbe essere che la pensione di reversibilità spetta una parte a lei e una parte alla nuova moglie. Però, torno a dire, bisogna vedere che cosa c'è scritto sulla sentenza, perché la pensione di reversibilità è subordinata appunto alla riscossione dell'assegno di mantenimento o in funzione dell'assegno di mantenimento qualcos'altro. Bisogna vedere che cosa c'è scritto sulla sentenza. Sì, perché io ero la più debole, dopo per non avere problemi ho lasciato perdere, perché cosa vuole. E comunque provi a chiedere, si rivolga a un patronato, provi a chiedere al patronato e così mostrando anche la sentenza, che cosa c'è scritto e tutto, possono essere più precisi. E poi la legge diceva che per avere la seconda moglie deve avere un 7 anni essere sposata con lui per avere la reversibilità. E niente, signora, provi a chiedere, perché tutto dipende da quello che ha, dalle carte che ha in mano. Ecco, sì, le conviene fare così perché oltre il danno, la beffa, dopo 47 anni che gli ho fatto la schiava io. Bon. Signora, grazie per aver chiamato, vada a un patronato, si rivolga al patronato. Volevo togliermi questo sassolino, no? Sì. Grazie signora per aver chiamato, auguri, arrivederci. E noi qui in studio adesso ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, rimanete con noi. Da ridere. Ed eccoci nuovamente in studio. Angelo Zanello, abbiamo detto che Angelo Zanello è anche agente sociale e fa parte dell'FNP di Codroipo, quindi anche il servizio che viene dato nel codroipese dagli sportelli dell'FNP. Siete sempre in cerca di nuovi volontari? Sì, direi che sì, siamo in cerca sempre di nuovi volontari. Diciamo che ultimamente si sono avvicinati a noi diverse persone, le stiamo contattando e cerchiamo un momentino di tirarcela un po' dentro, insomma, per avere anche una forza maggiore.
Ecco, tra l'altro non è facile perché avvicinare nuove persone. In più, queste nuove persone che arrivano chiaramente devono essere preparate, no? Dovete sottoporle, dovete fare una sorta di corsi perché devono essere in grado di dare delle risposte pronte, indirizzare le persone, no? nei posti giusti. Sì, diciamo che non è un compito semplice, anche perché ho visto anch'io durante tutti gli anni di lavoro, abbiamo incamerato molte notizie e sappiamo molte cose perché siamo sempre stati a contatto, diciamo, con le persone, sia telefonicamente e sia in presenza. Per cui la mia presenza qui stasera era anche per fare un plauso anche a tutti gli agenti sociali che quest'anno, come l'anno scorso, diciamo, hanno lavorato. È stato un periodo di attività sindacale difficile a causa della pandemia, come tutti sappiamo, ma comunque abbiamo sempre lavorato in presenza presso i nostri sportelli. Io parlo anche naturalmente per tutti gli sportelli, diciamo, dell'Udinese e della Bassa Friulana, che naturalmente sono sempre in contatto. Naturalmente abbiamo lavorato con tutte le dovute precauzioni di sicurezza. Qual è stato il nostro compito principale? È stato quello di filtrare le richieste degli utenti sia telefonicamente e sia, diciamo, in presenza, come abbiamo detto, al fine di programmare gli appuntamenti per l'evasione delle pratiche che generalmente, grosso modo, diciamo, vanno al patronato e al CAF. Naturalmente ci sono state molte richieste anche di lavoratori attivi, i quali diciamo, hanno avuto diverse problematiche e noi le abbiamo indirizzati, diciamo, alla federazione di competenza. Possiamo, Angelo, un attimo sentire chi c'è in linea? Prego. Poi riprendiamo il discorso. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Maria. Buonasera, signora Maria. Prego, da dove ci sta chiamando? Da Udine. Sì, prego, signora. Qual è il suo problema? E vediamo Allora, se almeno riusciamo a darle questo. qualche consiglio. Sì. Allora, il mio problema è questo. Ho compiuto da poco 65 anni. E dopo aver lavorato per 21 anni in un'impresa di pulizia in ospedale, ho avuto tanti interventi. Dopo 5 mesi dall'ultimo intervento, per prassi passo la visita medica col medico legale della ditta e non mi dà più l'idoneità lavorativa. Io adesso sono in stand-by per il semplice fatto che i licenziamenti sono bloccati. Sì. Percepisco 340 euro di ammortizzatori, tra cui sono anche bloccata per la pensione. Ho fatto domanda il 17 giugno e non so altro, so solo che sono sicura che mi verrà respinta per via che non ho la carta di licenziamento. Posso spiegare? Allora, quando viene riconosciuta l'inidoneità a ogni proficuo lavoro, si ha diritto ad una pensione. Lei tra l'altro ha 21 anni, mi pare di aver capito, di servizio, quindi avrebbe diritto a chiedere la pensione. Però giustamente una volta che uno, adesso io non so che tipo di contratto aveva lei, perché una volta, quando uno viene dichiarato inidoneo ad ogni proficuo lavoro, di solito viene licenziato. Quindi con con il decreto, la comunicazione del licenziamento, lei può rivolgersi a un patronato e chiedere la pensione. Quindi a lei giustamente ha detto: mi è stata respinta perché non sono stata licenziata. Adesso io non so che contratto di lavoro abbia lei. No, io non mi è stata respinta.
Ancora non ho risposta. Ancora non ha ricevuto? Va bene, allora vuol dire che bisognerà vedere, quindi lei l'ha fatta attraverso un patronato? Sì, esatto. Ecco, allora lei dovrà tornare presso il patronato e chiedere che si informino di che fine ha fatto la sua pensione, quanto tempo fa. Ha detto in giugno. Io l'ho fatta il 17 giugno. E quindi 17 di giugno, quindi potrebbe essere il prossimo mese anche. Sì, non è passato tanto tempo, quindi se l'ha fatta a fine giugno, oggi siamo il 14 di luglio, non è neanche un mese praticamente, no? Quindi, esatto, ecco, ma poi volevo chiederle un'altra informazione. Io ho fatto anche la domanda di aggravamento di invalidità perché ho l'80% di invalidità. Sì, però la pensione di invalidità è una cosa, mentre invece la pensione... Quella è stata respinta. Sì, perché se lei avrà adesso la pensione di inabilità ogni proficuo lavoro, quella sarà la sua pensione. Cioè, ho capito. Dal momento che lei non può più lavorare, però ha diritto ad avere una pensione avendo anche 20 anni prestati di servizio. In base al suo lavoro, ecco, no? E quindi praticamente le verrà corrisposta la pensione, lei potrà andare in pensione indipendentemente quindi dall'età e con i suoi anni di servizio. Solo che giustamente lei mi dice, ha presentato la domanda il 17 di giugno, ora siamo al 14 di luglio, insomma, dia ancora all'INPS un po' di tempo, io penso che per il mese di agosto possa arrivare. In altri termini si rivolgerà al patronato dove ha presentato la domanda di pensione, che si informeranno sul decorso della pratica. Va bene? Va bene, signora. Ok, la ringrazio. Grazie a lei. Prego. Grazie a lei per aver chiamato. Buonasera. Angelo, ti ho interrotto perché mi stavi spiegando quindi del grande lavoro che state facendo. Sì, diciamo che anche come agenti sociali, perché non solo per le persone in età, ma anche per persone che hanno altre problematiche. Certamente il nostro impegno, diciamo, è servito a snellire il lavoro dei nostri uffici, perché diciamo, con un impegno preliminare cosa si dice? Si dice alle persone: attenzione, se devi fare questa pratica sappi che devi portare questi documenti. Perché cosa succedeva? Cosa può succedere? Può succedere che magari faccio una pratica, mi manca un documento, devo ritornare un'altra volta, per cui questo è stato a vantaggio, diciamo, dei servizi. E grazie a questo lavoro di squadra, abbiamo potuto constatare una buona affluenza nei nostri uffici, sia dell'utenza storica, che comunque è stata confermata, e sia di nuovi arrivi con buon livello di soddisfazione, diciamo, da ambo le parti, per cui possiamo essere soddisfatti, insomma, di questo. Ecco, tra l'altro adesso ci sono delle scadenze, dobbiamo parlare diciamo le scadenze... REM, ne parliamo in ogni puntata perché è imminente, no? La consegna. Sì, ne abbiamo già parlato, ne ho parlato anche l'altra volta della domanda del REM, comunque possiamo dirlo in due parole, diciamo la domanda di REM che scade, che sarebbe il reddito di emergenza, che scade il 31 di luglio per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre, sono 4 quote. Questa domanda deve essere fatta entro il 31 luglio e per cui il CAF i nostri uffici hanno mandato già alle persone, alla nostra utenza, un avviso che si può presentare presso i nostri sportelli per fare questa domanda. Naturalmente poi diciamo non tutti, abbiamo visto che non tutti avranno i requisiti per fare questa domanda, perché naturalmente i nostri uffici hanno mandato vedendo qual è l'ISEE, ecco, hanno visto un ISEE di 15.000 euro e poi hanno visto altre cose, però sono tante altre cose nel frattempo che sono successe, per cui molte volte diciamo, non hanno più diritto, ecco. Questo è il punto, per cui noi vedremo se hanno diritto o no e prenderemo la pratica e la porteremo nel patronato. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Buonasera, chiamo da Trieste. Sì.
Buonasera, per cortesia, volevo sapere uno come deve fare invalido l'80% con una pensione di validità di 270 euro. Come deve fare per vivere in queste condizioni qua una persona? 270 euro al mese? 275 euro di pensione. Ecco, quindi qua che... Lì bisogna vedere che tipo di invalidità ha. Sì, francamente bisognerebbe che lei si rivolgesse a un patronato. Io non sono incapace di intendere volere, non sono incapace io. Ma non c'è... C'è la pensione di cittadinanza che può fare domanda. La pensione di cittadinanza è appositamente una domanda per i pensionati che sono naturalmente nelle condizioni di cui lei sta dicendo. Se lei ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro, per dire, e un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, può far domanda, diciamo, dalla pensione di cittadinanza. Questa potrebbe essere una scappatoia per lei. Però bisogna vedere che tipo di invalidità ha, bisognerebbe vedere... Sì, è un po' da vedere. Io sto vivendo con il reddito di cittadinanza, no? Sto vivendo, no? Il reddito o pensione di cittadinanza? No, reddito di cittadinanza sto vivendo io. Ah, con il reddito di cittadinanza sta vivendo? Non prende una pensione? Avevamo capito. Perché con la pensione non ce la faccio, con 270 euro non ce la faccio. Sì, io. e quindi le stanno dando, quindi non il reddito di cittadinanza, la pensione, no? Sarà la pensione di cittadinanza. Di cittadinanza. No, è il reddito di cittadinanza mi danno. La tessera mi danno, la tessera per fare la spesa mi danno. Sì, quella è una cosa, un'altra cosa, sì. Bisognerebbe che lei si rivolgesse al patronato sì. e chiarire e vedere bene qual è la sua situazione. È una grande vergogna, signori miei, una grande vergogna. Non arriviamo a fine mese, non si arriva. Non arrivo a fine mese e io per la legge non sono incapace di intendere volere, non sono io. Le conviene, scusi, lei ha detto che telefona da Trieste, poi la salutiamo perché dobbiamo fare una pausa. Lei vive a Trieste e ritengo che anche a Trieste ci siano gli sportelli del patronato della CISL. Vada a dare un occhio anche là oppure mandi qualcuno se lei non può fare da solo e così fa controllare bene la sua situazione. Non posso camminare io tanto, no? Ecco, ma non ha nessuno a Trieste che le dia una mano? No, c'è un centro di salute mentale che ci segue, no? Ecco, ma provi a chiedere se le danno una mano, che magari si rivolgono direttamente al patronato per vedere se ci sono possibilità ulteriori per lei. Va bene? Grazie per aver chiamato. Bene, ringrazio molto. Grazie per aver chiamato. Buonasera. Ci facciamo un'altra piccola pausa per la pubblicità. Ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante. Rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Caduta la linea. Magari vediamo se la persona che ci ha chiamati ritorna a telefonare. Abbiamo messaggi. Buonasera, sono un'infermiera, lavoro da 38 anni e ho 57 anni. Ho lavorato prima dei 18 anni. Quando posso andare in pensione? Chi risponde? Allora, Angelo, in pensione Flavia? con i 41 ananni e 10 mesi e quindi adesso ne ha 38 e quindi fra 3-4 anni. Oppure, sì, 3-4 anni, 57 anni. 57 anni. E se avesse compiuto i 58 anni entro il 2020 poteva fare domanda quest'anno per l'opzione donna. Avendo lavorato prima dei 19 anni potrebbe rientrare nei lavori precoci, però bisognerebbe vedere se è ancora in servizio questa, perché se è stata licenziata potrebbe, se ha avuto una risoluzione del rapporto di lavoro, cioè ci sono delle condizioni particolari, quindi anche qui bisognerebbe vedere bene la situazione, quindi dovrebbe rivolgersi a un patronato. E abbiamo un'altra richiesta, abito in Alta Carnia,
per la domanda di pensione, a quale patronato più vicino posso rivolgermi? Qui giro diciamo a che sì, Angelo, diciamo perché che, Angelo, no? Sì, diciamo fa che più il PR, sì, il Public Relation, patronato dell'Alto Friuli, insomma, adesso dell'Alto Friuli, per cui ci sono gli sportelli, basta vedere, insomma, o chiedere. Sì. Dove abita Tarcento? Ah no, in Carnia. No, ha detto in Alta Carnia, quindi potrebbe essere... Gli sportelli dell'Alto Friuli, sì. Sì, quelli dell'Alto Friuli. Comunque. Gli sportelli dell'Alto Friuli fino a dove CISL, arrivano? Della CISL. Ma arrivano comunque, coprono tutta la zona dell'Alta Carnia. Tutta la zona Sì. dell'Alta Carnia. Sì, quindi una Adesso possibilità o l'altra. dipende dove abita e Sì. vedere qual è più vicino, insomma. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sono Giuseppe da Rivignano. Giuseppe? Da Rivignano, però. Da Rivignano, sì. Prego. Io ho mia moglie che ha 18 anni di contributi, 17, ha 73 anni di età e non prende niente. 70, quanti anni ha sua moglie? 73. 7,3. Sì. E quindi come mai non percepisce Potrebbe nulla? prendere la pensione sociale, penso, no? Niente. Ma ha provato a parlare con un patronato? Siete andati... Ero stato lì alla CGL a Udine anni fa e mi hanno detto se non raggiungevo i 20 anni di contributi non avevo niente da fare in base al mio dopo i reddito. 70 anni? No, esiste anche la pensione sociale, no? Sì. Giustamente. Naturalmente bisognerebbe vedere il reddito familiare, chiaramente, no? Perché voglio dire... le dico subito, sono 24-25, io sono pensionato 23-24 mila euro lordi. Quindi le consiglio di provare a parlare con qualcuno del patronato. Ha detto è andato alla CGL, adesso provi ad andare al patronato della CISL, oppure venire lei di dov'è? Ha detto di qua vicino. Di Rivignano Teoro. Ah, ecco, Rivignano Teoro, quindi può andare alla Tisana. Può andare alla Tisana o a Codroipo, no Angelo? Sì, diciamo... E quindi... Io lavoro domani sono a Codroipo, per cui se lei mi telefona domani possiamo già prendere un appuntamento, va bene? Domani mattina telefoni pure allo sportello di Codroipo, troverà me, Angelo Zanello, e insieme vedremo di prendere un appuntamento, d'accordo? Codroipo mi sa dire il numero? Ce l'ha il numero? Sì, 0432 Aspetti un momentino, scusi. 90 52 62. Sì, 90 52 62. 62. Va bene. Va bene? Niente, grazie a lei. Grazie a lei. Ci sentiamo domani mattina. Bene, siamo purtroppo già in chiusura, tante cose dovevamo dire. E anche Angelo doveva dare delle scadenze, l'assegno unico per i figli. Angelo, velocemente. Sì, volevo solo avvisare tutti che i conguagli del 730 per chi deve ricevere il conguaglio, per chi ha fatto la pratica del 730 entro maggio può già ricevere col 1° di agosto, diciamo, quanto gli spetta. E poi una cosa che mi premeva dirlo, sempre in velocità perché qui abbiamo sempre pochissimo tempo, diciamo sempre più pensionati si rivolgono ai nostri sportelli dicendo che il mensile preso non è adeguato, cioè mancano sempre di soldi, manca sempre una quantità 50 euro, 100 euro, però noi non possiamo controllare perché non abbiamo il cedolino in mano. A sua volta il pensionato diciamo, non può avere il cedolino perché non ha lo SPID, per cui è come un gatto, è come un cane che si morde la coda, insomma. Per cui la soluzione potrebbe essere quella di recarsi presso i nostri uffici, diciamo, con la tessera sanitaria attivata e noi con lo SPID, non con lo SPID, diciamo con un PIN collegato, e noi in qualche maniera potremo entrare dentro nel sito dell'INPS e in qualche maniera capire quali sono le problematiche. Ecco, velocemente, in 20 secondi ce la fai? V20? Sì. Il Veloce. Women 20 si sta svolgendo a Roma in questi giorni dal 13 al 15, importantissimo perché per la prima volta nel G20 viene affrontato il problema dell'uguaglianza di genere, ecco, ed è affrontato da i capi di Stato, scienziati,
economisti di tutto il mondo, perché sapete che il G20 è rappresentato da tutti gli stati più industrializzati del mondo, sono 19 solo gli stati europei che costituiscono l'85% del PIL, ed è un avvenimento perché per la prima volta se ne parla a livello internazionale. Finalmente. Salutiamo Flavia Blasic, della segreteria FNP territoriale udinese, segreteria FNP CISL e Bassa Friulana, e Angelo Zanello dell'FNP di Codroipo. Ricordiamo che Angelo è anche agente sociale. Ringraziamo i nostri telespettatori per averci seguito, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora e sempre in diretta qui da Telefriuli con lo Sportello Pensionati. Arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.